Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Di nuovo a voi la linea. Grazie Sveva, questi erano i Barabbas, On the Road Again, di nuovo in pista, anno di grazia 1981, la cravatta invece oggi è il 28 marzo del 1980, mentre Lorenzo Viviani si è messo questa cravatta niente male, devo dire la verità, niente grazie, male. Promosso, Che... grazie. Certo, qui ci sarebbe voluto un bel nodo Windsor, però come l'ho fatto io non so fare, però... guarda, già a malapena riesco a fare questo nodo qua. Guarda, ti insegnerò a fare il nodo Windsor, faremo un tutorial e lo manderemo in diretta per gli ascoltatori. Se tu mi insegni, io ti insegno, che non so se la fai, sai farla, a fare la gassa d'amante, che secondo me è più facile del nodo Windsor. La gassa d'amante me l'aveva insegnata mio padre 30 anni e più fa, ma mi sono completamente dimenticato. Una volta sapevo fare pure il nodo Savoia, il nodo a 8. Io so fare, diciamo, quella lì perché era il nostro nodo per ormeggiare, per lanciare la cimenterra e legarlo alla vita velocemente. No, noi la gassa d'amante sulla vita e poi prendi volta a bordo. Detto questo, noi la gassa d'amante per eventualmente se si rompeva il vang sul boma della barca. Anche velista. Io sono stato un velista, col 420 andavo. Anche velista. Bene, sono 18 e 17 minuti. Scusatemi, perdonatemi se prima mi sono un po' infervorato. Per finire il tema di prima, perché ti hai toccato anche un altro, tanto sfruttiamo questi 3 minuti, poi tanto avrete il piacere di sentire, posso anticiparlo? Sì, anticipo. Massimo Garavaglia, quindi andrete nel linguaggio tecnico e nella fiscalità all'interno della fiscalità del nostro paese. Fiscalità del nostro paese. Detto questo, pensate, l'ultima cosa che vi hai detto te, cioè il tema dell'immigrazione per l'utilizzo, poi quando mi fa ridere, perché se mi sa veramente, io quando lo sentivo da ragazzino mi sembrava veramente una cosa da schiavisti, no? L'utilizzo perché serviva la manodopera, cioè già quello parte con un presupposto sbagliato, cioè l'immigrazione perché ti serve la manodopera. Però detto questo, sì, ci sono certi lavori che servono anche a livello numerico tante persone, ma prima di tutto servono persone anche professionalizzate. Servono persone, cioè perché come facciamo a combattere? Cioè, sono tutte cose che vanno di contro. Si plasma sempre la realtà per le cose che si vuole perseguire e conseguire, no? Cioè, voglio fare, ma io poi le devo formare, sono persone che devono essere formate. L'agricoltura non può essere Antonino rifugio peccatorum per la gente, cioè deve essere una cosa che deve essere un mestiere normale, semplicemente anche fatto all'aria aperta molte volte, anche in posti a volte, devo dire verità, molto belli, ma non può essere veramente l'ultimo gradino. Cioè, se noi lo livelliamo all'ultimo gradino della scala sociale, nessuno si avvicinerà.
Altra cosa che detta da uno che era un parlamentare della Lega farà strabuttare gli occhi, ma questa gente che viene nel nostro paese, loro e i loro figli dovranno avere il diritto di accedere a tutti i nostri servizi e di formarsi una vita. Il figlio di un agricoltore adesso nel nostro paese dovrà fare, non è che noi assicuriamo la manodopera o apri un rubinetto sull'immigrazione che rimarrà sempre aperto, entreranno sempre schiere di persone che non sai cosa fargli fare, allora gli fai avere l'approccio all'agricoltura, ma invece i ragazzi che vengono ad avere delle strade spianate, devono avere la possibilità di giocarsi la vita, di avere la vita davanti, di studiare, di fare quello che vogliono. Questo lo diceva bene un professore, vorremmo riprenderlo qualche tempo fa, che scriveva su Ed Agricole, non mi ricordo il nome, sull'informatore agrario, perdonami, e diceva proprio questo. Diceva, prima o poi però queste persone e le figlie, le seconde generazioni, poi non vanno a fare l'agricoltore, perché entra giustamente il nostro sistema scolastico e devono avere le solite possibilità degli italiani, devono poter accedere e crearsi una vita. E se noi creeremo sempre presupposti che l'agricoltura lo fanno gli immigrati, diciamo, non professionalizzati e diventa rifugio peccatorum di tutto, non arriveremo da nessuna parte. Invece deve essere un mestiere come gli altri, ben retribuito, e questo si fa solamente ritornando al punto di partenza, facendo sì che i prodotti che seguono certe regole siano diversificati da tutto il restante. Con questo sermone del venerdì vi ho lasciato, scusatemi se sono stato logorroico, ma oggi ce l'avevo proprio dentro questa cosa qua, e quindi ci vediamo il prossimo venerdì. Forse avremo Luigi Dermo, sottosegretario, parleremo di Vinitaly e di dazi e di tante altre belle cosucce. I dazi non sono una bella cosuccia, ma insomma ne parleremo di vino soprattutto, vino del territorio. Ciao a tutti! Eccellente, ciao Lorenzo, grazie. Allora, io voglio ringraziare Lorenzo Viviani come sempre per la sua presenza e per le sue parole, perché è bene ricordare il dramma del caporalato, perché sembra che le cose non passino mai. Io avevo 15 anni quando l'ho visto la prima volta all'area di servizio a Pizzo Calabro, sull'autostrada Salerno-Reggio, c'era sto pulmino che portava queste donne e erano tutte vestite da contadine. Dissi a mio padre: ma che è quello? Dice: quello è il caporale che le sfrutta per poche lire al giorno e le fa lavorare in campagna. Poi qualche tempo dopo mi ricordo uscì una corrispondenza della Gazzetta del Sud che raccontava appunto il caporalato, raccontava il muro di omertà, raccontava le minacce, raccontava tutto. Puntualmente c'era la denuncia del sindacalista di turno, puntualmente c'era la denuncia del magistrato di turno, venite a parlare con noi, e puntualmente dopo qualche anno l'argomento tornava di nuovo a essere indicato, a essere messo sotto i riflettori. Gli anni passano e il caporalato continua. Questa è la realtà dei fatti. Dobbiamo accogliere, sì, dobbiamo accogliere, ma un'accoglienza che ti toglie dal mare per andare a lavorare per pochi euro al giorno a raccogliere pomodori, quando in Spagna ci sono macchine, peraltro realizzate in Italia, che raccolgono pomodori più velocemente di un essere umano. Ma che presa in giro è? Che schiavismo è? Cioè, che senso ha tutto questo? Oh. Va bene, adesso è il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, io ho il piacere di ritrovare il senatore Massimo Garavaglia, che vi ricordo essere anche presidente della Commissione Finanza e Tesoro del Senato. Senatore, buonasera e bentornato. Grazie, buonasera, grazie. Allora, senatore, ce la dà sta buona notizia sulla rottamazione? Perché vedo che stasera si parla sia di rottamazione che anche di indagine conoscitiva relativa al magazzino fiscale. Che fate? Da un lato ci alleggerite le tasse, o meglio, ci date modo di pagarle con più serenità, e dall'altro ci investigate. Che succede? Ma le due cose sono nettamente connesse. Allora, che cos'è il magazzino fiscale? Il magazzino è il completo delle tasse non pagate dai cittadini italiani, cittadine e imprese italiane. E siamo arrivati alla cifra decisamente importante di quasi 1.300 miliardi, per capirci il 55-56% del PIL.
è una cifra enorme. Sì. Cosa c'è lì dentro? Lì dentro c'è di tutto. C'è dalle multe non pagate, quindi dalle sanzioni del codice della strada, la tassa rifiuti non pagata, all'IVA non versata da un'impresa, e quindi c'è veramente di tutto. Tant'è che ci sono oltre 21 milioni di contribuenti italiani, e quindi per capirci praticamente tutte le famiglie, ma è anche abbastanza logico, perché bene o male una carta verde di una multa arriva prima o poi a tutti. Qual è il punto? Lì dentro c'è chi è in difficoltà e fa fatica a pagare perché ha avuto problemi di cassa, cosa anche abbastanza logica in questo periodo dopo la crisi prima e i 2 anni di Covid, quindi ci sta che qualche impresa, qualche artigiano abbia delle difficoltà di cassa, e che invece fa il furbetto. Tant'è che in una delle ultime audizioni il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha rilevato come una parte importante di questo magazzino è dovuto all'atteggiamento dei cosiddetti recidivi, cioè di cittadini che per più di 10 volte, 10 anni, non hanno pagato il dovuto. Ecco, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di far pagare il dovuto a chi fa il furbo e dare una mano a chi è in difficoltà di cassa con questa rateizzazione lunga. Si chiama rottamazione, ma io preferisco chiamarla rateizzazione lunga, perché va proprio in questa direzione, quindi dare una mano a chi è in difficoltà. Viceversa, ci sono gli strumenti per capire chi fa il furbo. Questo in estrema sintesi è il lavoro che stiamo facendo. Ecco, ma arriverà o no la rottamazione quinquies? Certo, ormai abbiamo quasi terminato il ciclo di audizioni, anche settimana prossima ne abbiamo di importanti, penso alla Ragioneria dello Stato, che è una delle più importanti anche perché servirà per dare un perimetro generale del lavoro che stiamo facendo, cioè alla fine qual è la platea verso cui ci si rivolge con questa rateizzazione lunga, e dopodiché sentiremo la politica, in particolare il vice ministro Leo che ha la delega alle finanze. Finite le audizioni iniziamo il lavoro sul testo, quindi la normale trafila, emendamenti, approvazione del testo. L'obiettivo mio, abbastanza ambizioso ma ragionevole, perché facciamo le cose come vanno fatte nei tempi e nei modi consoni, è di chiudere il tutto entro, fine aprile, metà maggio, almeno in commissione bilancio al Senato. Molto bene. Senatore, io vorrei chiederle di precisarlo ancora una volta, perché ogni volta in cui si parla di rottamazione puntualmente salta fuori quello che dice visto, questo è il governo che aiuta gli evasori, aiuta quelli che non pagano, aiuta i ladri. Per favore, lo può spiegare lei che lei non sta dando assolutamente una mano a nessun ladro? Allora, prima una considerazione politica e poi una considerazione tecnica. La considerazione politica è molto semplice. Questa sarebbe la rateizzazione 5, quindi la quinta versione. La prima è stata fatta da Renzi, segretario del PD. Quindi la prima rottamazione l'ha fatta il PD con il suo segretario. La seconda l'ha fatta il PD con Gentiloni, e quindi siamo sempre lì. Il PD ne ha fatte non una ma ben 2. La terza l'ha fatta il governo giallo-verde, e quindi i 5 Stelle con la Lega, e quindi ci stanno anche i 5 Stelle. La quarta l'ha fatta questo governo con il centrodestra, quindi la Meloni, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Quindi tutto il Parlamento ha fatto rottamazioni. Per cui se c'è un partito che dice non va bene fare sta cosa, allora perché l'hanno fatta prima? Però questo è un ragionamento puramente politico. Tecnicamente non si tratta di condonare, ma si tratta di dare la possibilità di pagare in maniera rateale a chi ha dichiarato ma non è riuscito a pagare. Chi ha dichiarato, quindi non si va a condonare qualcosa che non è stato versato e dichiarato soprattutto, ma si dà semplicemente
facoltà di pagare in maniera rateale il dichiarato. Ecco, è totalmente diverso da un condono, anzi non ha niente a che fare con un condono. Quindi sia politicamente che tecnicamente chi parla di condono è in totale malafede. Non ho altro da aggiungere, guardi. Senta, ma verrà il giorno in cui in qualche modo lo Stato italiano dirà ai propri cittadini: in questi anni di Covid, in questi anni in cui siete stati in difficoltà economiche, alla fine veniamoci incontro, facciamo un saldo e stralcio, mi dite fino a quanto potete arrivare e la chiudiamo qui? Ma allora, in Che realtà... poi era la pace fiscale di cui parlava in origine Matteo Salvini, se non sbaglio, mi corregga, senatore. No, non c'è niente da correggere. In realtà è esattamente quello che stiamo facendo, anche perché in questo benedetto magazzino il 76%, quindi parliamo di milioni e milioni di cartelle, di buste verdi, ma il 76%, quasi l'80%, sono partite sotto i 1.000 euro. Quindi sotto i 1.000 euro in realtà delle due l'una, o abbiamo a che fare con una famiglia che è in totale difficoltà economica e non riesce a versare, ma allora è un tema di servizi sociali, non parliamo di altro, perché se uno non riesce a pagare la tassa rifiuti va in comune dai servizi sociali, si fa dare una mano. Viceversa, se uno non paga la tassa rifiuti e può pagarla, mi domando perché non la paga. Quindi le cartelle piccole vanno gestite in questo modo, distinguendo i casi sociali da chi in realtà perché non le paga, domanda numero uno, e veniamo ai recidivi. Se uno accumula multe del codice della strada per anni e non le paga mai, vabbè, lì non è un problema di dare una mano, è un problema di qualcuno che non vuole fare quello che deve fare. Quindi va distinto il carattere sociale da chi invece fa il furbetto. Viceversa, sulle aziende, l'agenzia e lo Stato ha la possibilità di capire se qualcuno ha la possibilità di versare in maniera rateale e allora ti diamo una mano, o sta occultando delle risorse per evitare di pagare e quindi fa il furbetto. Ci sono tutti gli strumenti per fare questa distinzione. Questa è la pace fiscale, far pagare il giusto a chi deve, aiutare chi è in difficoltà. Molto bene, senatore, allora grazie al suo tempo e al piacere di risentirci presto. Grazie a lei, buon lavoro a tutti. Grazie ancora. Allora, adesso pausa, ci sentiamo le Sister Sledge, We Are Family del 1979 e torniamo tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, era il 1979, queste erano le Sister Sledge con We Are Family. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi alle 18, 36 minuti e 27 secondi. E allora, bella gente, perché We Are Family? Perché la famiglia e la scuola sono le due realtà messe a dura prova dall'online. Dove vanno i nostri figli online? Come vivono online? Soprattutto noi ancora non riusciamo a capire che per loro non esiste una linea di confine tra la realtà virtuale e quella reale. Se ne è occupato l'amico professor Francesco Pira, sociologo di Vaglia, il quale ha da poco pubblicato un libro per Franco Angeli dedicato all'educomunicazione. Recuperiamo con molto piacere la conversazione con lui che abbiamo dovuto interrompere martedì scorso a causa della breaking news del caso Erba. Beh, ripartiamo da capo e state a sentire che cosa ci siamo detti io e il professor Francesco Pira. Sveva, quando vuoi. Questa sera è tornato a trovarci un amico, oltre che un gradito ospite e un sociologo importante, è il professor Francesco Pira, docente associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina, nonché condirettore della rivista Addiction and Social Media Communication, fa parte dei comitati scientifici di riviste e convegni in Italia e all'estero ed è stato anche, tra le tante cose che ha fatto e i tanti libri che ha scritto, coordinatore responsabile scientifico per l'Italia del progetto OIR sulla didattica inclusiva Erasmus Plus Open Innovative Resources, finanziato dall'Unione Europea, che ha visto insieme le università di Lublino, Oviedo e Messina. Ora, io ho il piacere di ritrovarlo, sono 20 anni che ci conosciamo e quindi fa piacere anche avere un amico che ti viene a trovare. E però la nostra, diciamo, il nostro momento di allegria viene smorzato da un fatto. E il fatto è che è uscito questo libro che si chiama La buona educomunicazione del professor Pira per i tipi di Franco Angeli. Adesso ve lo voglio anche mostrare, eccolo qui. Eccolo qui. Allora, la buona comunicazione, scuola e famiglia, un approccio sociologico nella nostra nuova vita on life, con la prefazione del professor Pier Cesare Rivoltella. È uscito appunto per i tipi di Franco Angeli, editore, in questi giorni, e in particolare un volume che si legge anche in tempi abbastanza rapidi, ma che vi fa pensare e non poco. Perché? Perché la buona educomunicazione, e poi gli chiederò anche questa cosa della vita on life, dalla vita online a quella vita on life. Questo volume presenta anche i risultati di una ricerca che è stata fatta appunto a cura del professor Pira e che si occupa del rapporto tra scuola, famiglia e la società online, la società dei social, la società nella quale noi viviamo in una sorta, lui scrive, di panopticon, cioè una sorta di carcere che era stato teorizzato nel Settecento, nel quale appunto un guardiano riesce a vedere le vite di tutti quanti. Grazie ai social noi oggi viviamo una vita che praticamente non ha mai tendine, non ha mai camere da letto, non ha mai privacy o intimità, come si diceva una volta. E perché non ce l'ha? Per il semplice e banale motivo che questa vita online ha completamente abbattuto questi limiti. Su chi riverbera tutto questo? Sui nostri figli. E il vero problema è famiglie e scuola e i nostri figli che, come diceva Karl Popper, vengono al mondo già programmati per fare una cosa, adattarsi alle condizioni che trovano. Ecco, ora vediamo che condizioni trovano, e sono condizioni, tra l'altro, nelle quali nelle famiglie non c'è più l'autorità dei genitori, non c'è più l'idea, diciamo così, di una guida, c'è in realtà una democrazia, una parità che poi in realtà fa fallire l'idea anche di suddivisione dei compiti, quindi dall'idea di democrazia mi pare che siamo passati all'idea di anarchia. Ma di questo e altro parleremo con lui. Professore, intanto buonasera e bentornato. Buonasera a voi, a tutti
i radioascoltatori e a chi ci sta seguendo. Spero che questa nostra conversazione sia utile anche per capire qual è appunto il grandissimo cambiamento della società e proprio come diceva lei rispetto al tema delle nuove generazioni. Le nuove generazioni stanno cambiando il modo, anzi hanno già cambiato il modo di giocare, hanno già cambiato il modo di apprendere, hanno già cambiato il modo di relazionarsi con gli altri e questo può essere un fatto molto positivo se noi adulti siamo nelle condizioni di trasmettere loro quei valori che purtroppo si stanno perdendo in una liquidità pericolosa, o se invece non siamo capaci di farlo. Il mio libro ha proprio questo scopo, cioè l'idea non solo di fotografare l'esistente, ma anche di andare un po' oltre, vedere quale può essere la prospettiva di lavoro, soprattutto per le famiglie, soprattutto per gli educatori, perché cambiando le relazioni all'interno della famiglia, proprio con questo, diciamo questo, una grande scienziata, Shoshana Zuboff, la chiama il capitalismo della sorveglianza, no? Il fatto che noi siamo sempre in questo stato di sorveglianza e il fatto soprattutto che ci sia anche una possibilità costante di, come diceva giustamente lei nell'apertura, di democratizzare il privato. Tutto quello che è privato deve necessariamente diventare pubblico. E allora a quel punto si sovverte completamente il nostro modo di vivere e non c'è più un'interruzione netta come c'era fino a qualche anno fa tra le cose che noi facciamo online e le cose che invece facciamo offline. Oggi tutto avviene simultaneamente e noi non ci rendiamo più conto di quello che stiamo facendo. Siamo in questa situazione costante di iperrealtà che gli adulti in qualche modo riusciamo a gestire, non sempre, ma che le nuove generazioni che hanno una grossissima familiarità con le tecnologie. Anche su questo, diciamo, c'è da fare un ragionamento a parte, perché essere smanettoni non significa avere competenze informatiche, sono due cose completamente diverse ed è una delle cose di cui parlavo proprio con un professore di informatica in un recente convegno sull'intelligenza artificiale. Lui diceva sono due mondi completamente diversi. Noi stiamo facendo questo errore storico di pensare che i nostri figli, siccome sanno videogiocare, siccome stanno tanto tempo online, allora hanno delle grandissime competenze informatiche. Invece la società ci sta portando, oggi l'intelligenza artificiale avrà un impatto fortissimo sulle nostre vite, studi recenti ci dicono che ci sarà un impatto con una perdita di 6 milioni di posti di lavoro e una riconversione di 9 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5 anni, che significa mettere in discussione tantissime professioni, ma significa anche una cosa, che domani, è quello che gli informatici ci dicono con molta certezza, e tutti gli studiosi, diciamo, scientifici, se noi non siamo nelle condizioni di conoscere e di usare l'intelligenza artificiale, rischiamo di essere fuori dal mercato del lavoro, anzi quasi con certezza siamo fuori dal mercato del lavoro. Ecco, però io penso anche alla distruzione, se vogliamo, del contributo umano al mercato del lavoro e prima ancora alla società. Spiego meglio. Stamattina io leggevo Italia Oggi e guarda caso oggi è martedì e c'è il dorso dedicato ad azienda scuola, alla scuola italiana. Bene, la notizia che mi ha lasciato veramente esterrefatto è che già adesso 9 studenti su 10 usano l'intelligenza artificiale per fare i compiti. Allora, io da un lato resto esterrefatto. Se poi lo sommo, per esempio, all'iniziativa che, qua parlo della mia categoria, che ha fatto il Foglio questo mese, cioè accanto al foglio fatto dai giornalisti, il foglio fatto dall'intelligenza artificiale, che significa, e mi dispiace per Cerasa che scrive che solo i dinosauri non capiscono che questo sia il futuro, il che significa la fine della professione giornalistica, per il semplice e banale motivo che, perché io devo darti 2 euro per prendere un foglio di carta sul quale c'è un lavoro fatto da un computer che io posso raggiungere tranquillamente per i fatti miei,
e posso chiedergli gratuitamente di farmi il giornale. Quindi, primo, per quale motivo ti devo dare soldi per questo? Secondo, il giornalismo non è porre domande a una macchinetta che sulla base statistica, anche se fa questo calcolo in tempi molto veloci, è pur sempre un'analisi statistica. Non è porre domande a una macchina che fa un'analisi statistica e ti restituisce risultati. Il giornalismo è un'altra cosa ed è sempre stato, come mi ha insegnato il mio maestro Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, facce e storie. Cioè andare in giro, io e te siamo veri, cioè quello che state vedendo nell'immagine non è un avatar, non è un'intelligenza artificiale, è l'intelligenza analogica di Francesco Pira che parla. Qui c'è l'intelligenza scarsa, analogica del sottoscritto, però siamo due esseri umani. Cioè non sto facendo domande a una macchinetta. E poi vi dico una cosa, vai a Corleone, a Totorrina, le domande chi gliele fa? La macchinetta? Cioè questa cosa, qui stiamo forse travisando i vantaggi che possono essere offerti da una tecnologia del genere, perché qui sostanzialmente stiamo imparando a depensare. E questo è uno dei rischi che probabilmente innescano anche tutte quelle catene di odio sui social. Abbiamo visto Alexandra, questo ragazzo che aveva fatto la transizione, che si è suicidato, ma abbiamo anche la notizia in questi giorni di una ragazzina tredicenne a Modena che si è uccisa perché nella chat le scrivevano datti fuoco, fai schifo, o quell'altro che si è ammazzato online con la gente su WhatsApp, mandiamogli un'ambulanza, no, non ne vale la pena. E allora qui cosa sta succedendo? Allora, diciamo che c'è tanta verità nelle cose che stiamo dicendo, ma ci sono dei processi che a mio parere sono irreversibili. L'intelligenza artificiale non è qualcosa che avverrà, è qualcosa che già c'è, è qualcosa su cui grandissimi gruppi stanno facendo degli investimenti incredibili, così come sul metaverso. Tutti i nostri acquisti nei prossimi anni, a mio parere, saranno nel metaverso, cioè noi non andremo più nei centri commerciali, ma andremo nei centri commerciali virtuali del metaverso, ci metteremo il nostro visore e faremo gite, convegni, acquisti nel metaverso. L'intelligenza artificiale, è verissimo questa cosa, perché io devo comprare un giornale che viene fatto dall'intelligenza artificiale, ma perché in Giappone devo vedere un telegiornale dove le notizie vengono scritte all'intelligenza artificiale e poi un robot umanoide le legge? Perché quella è l'evoluzione di qualcosa che noi umani abbiamo costruito perché pensiamo che questo possa abbattere i costi. E facciamo un esempio diverso dal giornalismo, che forse è più pratico. Perché io devo pagare un call center, un essere umano, anche in uno stato dove mi costa meno, dove il lavoro costa meno? Noi sappiamo perfettamente che i call center ci rispondono da tutte le parti del mondo, dalla Romania, dall'Albania. Perché io devo pagare un essere umano che mi parla comunque al massimo del suo sforzo 2 o 3 lingue, e che comunque deve andare in bagno, che comunque ha i sabati e le domeniche, che comunque ha le malattie, quando io posso mettere lì un'intelligenza artificiale che mi dà delle risposte preconfezionate se l'alleno, e non ha bisogno di ferie, non ha bisogno di malattie, non ha bisogno di riposo. Questo è il problema è economico. Infatti c'è un bellissimo libro, ritorno al professor Floridi, che si intitola Etica dell'intelligenza artificiale, dove lui dice: ma perché non pensiamo in positivo? Che è la stessa cosa che nelle 112 pagine scrive la Chiesa. La Chiesa dice: ma perché non pensiamo a un uso positivo dell'intelligenza artificiale? In questo momento, nello stesso istante, l'intelligenza artificiale sta uccidendo a Gaza e in Ucraina, e sta salvando delle vite umane negli ospedali di tutta Italia, di tutto il mondo. Quindi il problema è come noi usiamo gli strumenti. Allora, per esempio, nella scuola, così come nel giornalismo, se noi usiamo l'intelligenza artificiale, per esempio, per migliorare le performance, perché no? Io penso all'utilizzo che può darci l'intelligenza artificiale nell'elaborazione di data, e quindi tutto il data journalism. Penso per esempio al fatto che noi stessi anche in università usiamo l'intelligenza artificiale per
garantire anche delle performance che non siamo capaci di garantire. Il dato di cui parlavamo prima, 90% che usa l'intelligenza artificiale per fare i compiti, io l'ho toccato con mano, cioè non sono stato dietro una statistica. Andando nelle scuole a fare le conferenze, prima che inizio le conferenze, parlo con i ragazzi dalle elementari alle superiori e tutti mi dicono, davanti al professore non lo possiamo dire, però noi usiamo l'intelligenza artificiale per fare i compiti. Allora, è quello che un po' io sostengo anche nel mio libro, bisogna ribaltare completamente il concetto. Perché dobbiamo ribaltare il concetto? Perché vuol dire che alla luce dell'impatto di queste tecnologie che sono molto invasive, che sono molto invadenti, ma che se usate bene possono essere utili, noi dobbiamo cambiare anche le performance educative, anche le performance giornalistiche, anche salvaguardando quell'umanesimo nuovo che ci vuole. Questo è c'è un aspetto di tipo valoriale. Quanti editori saranno disposti dai giornali, dalle televisioni, dalle radio a rinunciare a parte dei loro guadagni per garantire che l'essere umano continui a fare il suo lavoro e non sia una macchina a sostituirla? Io, proprio sabato scorso ero in un convegno con un informatico, mi diceva: io avevo 10 persone nella mia azienda, un web designer, una web agency. Io avevo 10 persone, adesso ho 2 persone che mi lavorano perché l'intelligenza artificiale mi garantisce in 8 minuti quello che un essere umano mi fa in 3 settimane di lavoro, in 8 settimane di lavoro. Quale imprenditore è disposto, anche sacrificando parzialmente la qualità? Lui dice: io ho aumentato lo stipendio di quei 2 che per me sono indispensabili e ho licenziato gli altri che non mi garantivano un certo tipo di performance. Quindi sarà una società sempre più competitiva, dove il discorso valoriale sarà messo sicuramente in discussione, ma qui stiamo ragionando su una cosa che è imprescindibile, cioè come noi stiamo educando i nostri figli e qual è il tipo di messaggio che noi facciamo passare. Perché oggi l'intelligenza artificiale, anche se allenata benissimo, se noi gli chiediamo di scrivere un testo, l'intelligenza artificiale te lo scrive, è molto di plastica. Oggi il limite dell'intelligenza artificiale è quella che non ti garantisce qualcosa che ti dia emozione, che sia particolarmente empatico, ma quando chi sta investendo milioni e milioni su questo riuscirà a risolvere questo problema, sarà molto difficile che noi umani riusciremo ad arginare un po' questa spinta fortissima a un cambiamento che non è un cambiamento culturale, è un cambiamento per esigenze economiche. Quindi il tema è come noi riusciamo a risolvere i problemi che sono per esempio di carattere educativo, di carattere relazionale, perché i casi che abbiamo fatto prima, no? L'aumento dell'odio sul web. Perché c'è l'aumento dell'odio sul web? Perché il web è un posto dove io, dietro l'opacità, e questo l'avevo già scritto in un libro precedente di cui abbiamo parlato, che era Figli delle App, proprio in questa radio, dietro l'opacità dell'anonimato io posso fare qualunque cosa, metto un bel profilo falso e dico a una persona di suicidarsi. Ma c'è stato un caso già dove l'intelligenza artificiale in America ha detto a una persona: tu sei inutile, tu ti devi suicidare, sei inutile per il mondo. Non serve. Quando ci ha provato con un giornalista che stava facendo delle domande. Esatto, quindi dico, c'è una sperimentazione in Svizzera dell'Università di Lucerna, di un istituto teologico, dove si sta sperimentando la confessione fatta dall'intelligenza artificiale. Il risultato sconvolgente è che il 50% delle persone che stanno facendo da campione dicono che si trovano meglio con l'intelligenza artificiale e non con un prete in carne e ossa nel confessarsi. Poi c'è tutto da discutere, c'è da discutere se questa confessione può avere un valore, se questa confessione, noi per esempio ci fidiamo di una macchina a cui raccontiamo le nostre cose perché pensiamo che la macchina non le racconta, ma magari la macchina le registra e poi non sappiamo dove vanno a finire queste cose. Quindi
secondo me ancora è presto per renderci conto di quello che effettivamente sta avvenendo. Il rischio che si corre è quello che prima dicevamo, cioè mentre noi cerchiamo di capire dove stiamo andando, probabilmente chi vende questi prodotti, chi ha bisogno di sorvegliare tutto quello che facciamo, di incrementare questo capitalismo della sorveglianza, produce qualcosa che purtroppo non è negoziabile, ed è addirittura qualcosa che supera anche il potere degli stati, perché gli stati non riescono ad arginare grandi fenomeni come per esempio TikTok. Qualcosa che avviene su TikTok è impossibile da arginare, perché poi devi andare a ragionare con una società cinese che, se un giudice gli dice guarda c'è stato un suicidio, questa persona, c'è stata un'istigazione al suicidio, vogliamo acquisire le chat private, TikTok dice no, le chat private noi non te le diamo perché non possiamo violare la privacy di chi ha offeso e spinto quella persona al suicidio. Quindi è tutto molto complesso, tutto molto complesso. Io credo che anche tutte le regolamentazioni, quello che si sta tentando di fare, si infrange nella volontà dell'uomo di frenare il profitto e di fare una cosa che è la cosa più naturale, no? Che tra le righe prima abbiamo detto, cioè che è quello di rispettare l'altra persona. Quindi se noi pensiamo al profitto e pensiamo al fatto che distruggere una persona non ha importanza, l'importante è che arriva il profitto, allora cambia completamente tutto nel nostro modo di essere e di vivere. Insomma, sono passati 34 anni, ma torniamo alla solita osservazione che fece Papa Wojtyła nella Centesimus Annus. Se il capitalismo così com'è non va, allora deve essere riformato. Ma mi pare che sta riforma però non arriva. La riforma non arriva perché l'ambizione dell'uomo è un'ambizione che è difficilmente, a cui difficilmente si può mettere un freno, perché poi il profitto, ma anche l'idea di un profitto che non è più un profitto, diciamo, pensiamo per esempio a quella che è stata la grande rivoluzione industriale, quanti morti feriti ha fatto e quanto poi alla fine l'abbiamo subita. Comunque non c'è stata nessuna possibilità di arginare quello che è accaduto. E pensiamo che la rivoluzione tecnologica, questa grande rivoluzione oggi, che produrrà l'intelligenza artificiale, che produrrà il metaverso, che produrranno i social network, tutta questa grande trasformazione mette l'uomo al centro di una grandissima riflessione. Ecco, nelle 112 pagine che la Chiesa ha scritto sull'intelligenza artificiale c'è proprio questo punto, che è un punto nodale. Cioè, noi vogliamo costruire un nuovo umanesimo al netto delle macchine. Noi vogliamo costruire un nuovo umanesimo, vogliamo costruire un umanesimo dove possiamo mettere le macchine a disposizione di una società migliore? Allora, se la risposta è sì, allora c'è una possibilità, c'è una strada che si apre. Se la possibilità è no, allora è difficilissimo, perché è come quando noi di solito parliamo di pace, diciamo ci vuole la pace, ci vuole il dialogo, bisogna smetterla con questa guerra, e poi continuiamo a comprare armi. E allora evidentemente c'è qualcosa che non torna, perché ci sono delle industrie che devono sopravvivere. Oggi il rischio che noi corriamo è che, al di là di una cosa che è già stabile, che è l'analfabetismo emotivo, quindi il fatto che noi non riusciamo a leggere le emozioni, il secondo punto è che noi non sappiamo questo nuovo capitalismo dove ci porterà, fino a che punto si spingerà e fino a che punto noi saremo nelle condizioni di proteggerci. Professore, nel libro c'è questa ricerca. Quali sono stati i risultati? I risultati sono la piena consapevolezza che la scuola, io ho fatto un'intervista qualitativa seguendo un metodo molto, molto rigido, cercando di sentire, dirigenti scolastici, docenti che avevano un'ampia esperienza non solo nazionale ma anche internazionale, per capire il processo educativo come si sta evolvendo, quali possono essere le prospettive.
ecco, se noi continuiamo a pensare alla scuola come ce l'ha consegnata Don Bosco, probabilmente non saremo più in grado, non perché i valori di Don Bosco non sono esportabili, ma perché i valori di Don Bosco devono trovare una consistenza oggi in quello che è questo cambiamento relazionale, perché oggi il rapporto tra docenti e studenti è completamente cambiato, oggi il rapporto tra famiglia e scuola è completamente cambiato e c'è questa sofferenza, c'è un problema di reclutamento nella scuola, i professori che entrano sono formati ad affrontare anche questi temi etici, questi temi di grande cambiamento sociale, hanno un tipo di preparazione che li mette nelle condizioni di essere capaci di fare questo tipo di lavoro. Sono tutte cose che devono essere in qualche modo rimodulate. Ecco, dalla ricerca viene fuori un po' questa necessità di attenzione nel rimodulare, nel formulare nuove strade di processi educativi che mettano in discussione la scuola, che mettono in discussione la famiglia, che creino codici comuni, che creino elementi di unità e di avvicinamento e non di distanza. Sicuramente. Professore, per finire, c'è una ricetta per la famiglia? Ma la famiglia, oggi noi abbiamo visto anche da recenti provvedimenti, anche dalla Corte Costituzionale, come si è espressa per esempio sul tema delle adozioni. Oggi noi dobbiamo pensare che la famiglia ha cambiato completamente il suo modo di essere, no? Oggi io sto partecipando a un progetto di ricerca straordinariamente bello fatto dall'Università di Malaga, che è coordinato dal professor Aiuso. Io farò la parte italiana e stiamo studiando la famiglia digitale. Questo per dire che oggi la famiglia non è più una famiglia analogica, ma è una famiglia digitale, una famiglia. Noi cercheremo di capire anche come comunica la famiglia al suo interno, come comunica verso l'esterno. Poi dobbiamo capire anche se la famiglia è ancora quella famiglia tradizionale, con le differenze che ci sono nel nord e al sud delle nazioni, tra le periferie povere e le città ricche, tra diciamo una nuova borghesia e un mondo diciamo di poveri che invece non riesce a trovare una sua dimensione. Ecco, io la risposta penso che tra qualche tempo, quando faremo anche questa ricerca, sarò più nelle condizioni di darla. Dobbiamo certamente dire che non esiste più la famiglia del mulino bianco, che ci sono oggi nuove emergenze che nascono, a mio parere, da una genitorialità nuova che è molto complessa, molto complessa e molto difficile. Oggi fare il genitore è il lavoro più difficile per la stabilità dei rapporti tra marito e moglie, per i rapporti tra genitori e figli, per i rapporti tra quello che è il nucleo familiare con il resto del mondo. È tutto molto difficile. Già la tenuta della famiglia è qualcosa di molto complesso, per cui il legislatore, chi si occupa di queste cose, tutte le istituzioni devono pensare a come alimentare, come cercare di tenere insieme questa società che è una società che continua a chiedere delle risposte, che continua a fare delle domande. Molto bene. Allora, ricordiamo... Grazie davvero. Grazie a te, professore, come sempre. Ricordiamo Francesco Pira, La buona educomunicazione, scuola e famiglia, un approccio sociologico nella nostra vita on life, prefazione di Pier Cesare Rivoltella, Franco Angeli, editore. Grazie ancora.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 19:09 sulle magiche onde di Radio Libertà. Vorrei una discoteca grande un centinaio di chilometri, cantava Samuel dei Subsonica nel lontano 1999. Chissà che discoteca vuole il nostro Ale Musella per metterci dentro tutti gli improvvisati. Ciao Ale! Oh, guarda, poi parlare di discoteca, io adesso, forte di mani, adesso sto un po' più avvicinando, per cui io ormai sono l'incubo della via, che è via Carducci, la via principale di Posto Armi, perché metto la musica abbastanza alta, per cui ripercorrendo o le note di Sapore di mare del film, che va sempre bene su Forte delle Mani, o se no gli ABBA, adesso invece c'erano i Bee Gees, e ovviamente ballo. Quindi, ecco, proprio discoteca. Straordinario. Allora, intanto ben trovata e buona serata, caro Ale. Senti, ma che cosa succede quando si parla di improvvisati? Quanti ne hai beccati tu nella tua carriera? Allora, la cosa buffa è che io ho deciso di trattare questo argomento, l'avevamo anche già trattato magari qualche tempo fa. Perché? Perché nel momento in cui tu vuoi fare il gallerista non è sufficiente prendere uno spazio e appendere dei quadri. Devi avere un minimo di cognizione di causa, perché altrimenti vai a fare il commesso al direttore di un negozio, vendi design o vendi abbigliamento, però per entrare in contatto con l'arte bisognerebbe tornare indietro di qualche decennio, quando i galleristi, quando non c'erano i social e tutto, per cui il gallerista veramente prendeva sotto braccio l'artista, lo consigliava, spesso e volentieri era anche un curatore, in alcuni casi addirittura un critico, per cui riusciva a dargli determinati suggerimenti e accompagnare la sua carriera, affiancandosi anche a personaggi importanti, anche tanto è vero ancora loro come critici o curatori, perché ricordatevi che un curatore o un critico non per forza deve essere sempre lo stesso per l'artista, anzi più testi, più interpretazioni ci sono e meglio è per l'artista. Ora, detto questo, nell'ultimo periodo, e con l'ultimo periodo dico gli ultimi 5-6 anni, siccome l'Italia, e non solo l'Italia, è piena di persone che giustamente vogliono esprimersi attraverso l'arte, il che significa esprimersi attraverso l'arte non vuol dire per forza che tu debba diventare un grande artista, famoso o venduto o guadagnare dei soldi, è anche un proprio voler stare bene con se stesso o comunicare qualcosa. E questo va benissimo, fino a quando tu non trovi i restopanti che sfruttano questa tua passione per fare soldi. Allora, per carità, tutti possono pensare di fare soldi, è un lavoro fare il gallerista, prendere per il culo la gente un po' meno, capito? Per esempio noi in galleria, io ho più di 23 artisti qua e altrettanto a Dubai, nessuno paga per essere esposto, ok? Per cui questa è già la prima regola. Se il gallerista di solito guadagna il 50% del venduto, è perché in quel 50% c'è la sua curatela, il suo organizzare la mostra, la sua esposizione, scrivere i testi, altrimenti per quale motivo dovrebbe guadagnare quella cifra? Poi a tutti gli artisti dico, fate attenzione, perché se io guadagno sulla vendita, sarò sicuramente più propenso a vendere e a spingere. Se invece io vi chiedo dei soldi per appendervi e che voi vendiate o meno, io i soldi li ho presi, capite che è un altro lavoro? Decisamente. Capisci? Allora io ho uno spazio, dico ok, 100 euro, 200 euro, che possono sembrare pochi, no? Alle persone che magari dicono, ah beh che bello, mi ha detto che però posso esporre in una collettiva, o addirittura posso fare una personale e in quel caso magari chiedono 2-3 mila euro. Ora, fare una collettiva, una personale, può far curriculum, può far piacere per incontrare altri artisti, però dipende sempre dove, come e con chi. Perché non è che tutto faccia curriculum. Nel momento in cui vieni messo in una collettiva dove ci sono 50 artisti che pagano 300 euro l'uno e non c'è una linea conduttrice, non c'è una linea editoriale che li lega, non c'è un curatore che racconta, non c'è un critico che certifica, voi siete in un negozio o in uno spazio a esporre il quadro, tanto quanto come se voi foste nella cantina di casa vostra. Il problema è che poi questi se li imbellettano, capito? Poi quando tu vai a parlare di arte con queste persone, spesso e volentieri sono analfabeti del settore. Cioè per cui, a parte magari recitare un po'
il compitino che hanno studiato, non hanno nessuna idea di che cosa voglia dire appoggiare, supportare un artista. Per cui loro sono lì solo ed esclusivamente per chiedere soldi. Ultima cosa, che giusto poi dopo mi farai tu le domande che vuoi perché sennò è sempre un monologo, fate attenzione, quando voi date delle opere, cosa succede? Il furbastro di turno le tiene, e per cui cosa succede? Perché spedire le opere ha anche un costo, no? Allora, una volta che avete fatto una collettiva con questo personaggio qui, poi lui le tiene perché dice: guarda, c'ho un'altra collettiva, ma non ti preoccupare, già ce l'ho, mi devi soltanto 100 euro. Allora, a furia di 100 euro, tanto il materiale ce l'ha lui. Voi molto spesso gli artisti dicono: vabbè, per 100 euro gli dico di sì, però così voi state avvallando la furbizia di questo qua. A lui non gliene frega niente di vendervi, perché anche il fatto stesso che molti di questi personaggi non vi spieghino che cosa vuol dire entrare nel sistema arte, molti di questi personaggi non vi fanno fare fattura, molti di questi personaggi non aggiungono l'IVA all'opera d'arte. Questo vi dovrebbe già far capire che vi stanno prendendo per il culo. Appunto, non credo ci sia molto altro da aggiungere. Senti, insomma, ma che cosa garantisce il fatto di lavorare con delle persone preparate e non con quello che ti vuole fottere i soldi e basta? Allora, il mondo dell'arte è comunque, non è un hobby per cui lo si fa per lavorare, ok? Per cui i testi vanno pagati, o comunque sia anche i contratti di esclusiva o comunque per esporre in una galleria vanno fatti. Bisogna essere seri da parte sia degli artisti ma soprattutto della galleria. La galleria poi deve garantire una buona divulgazione, per cui dei testi o comunque delle pubblicazioni che vengono fatte per pubblicizzare l'artista, perché questo serve per vendere e comunque per presentare al meglio l'artista in sé. Le buone gallerie hanno un loro portfolio clienti, per cui hanno dei collezionisti ai quali sanno già che cosa poter proporre e in che maniera. Ok, ora è più facile. In galleria oggi mi sono arrivati 2 pezzi bellissimi di Mitorai, sono molto contento. Allora quando tu vendi uno storicizzato o un personaggio importante, in questo caso sappiamo già a chi andare a chiedere, perché abbiamo la lista di persone che ci hanno fatto quelle varie richieste, diventa magari più facile. Quando proponi un emergente, e gli emergenti sono quelli più a rischio di essere presi per il sedere da questi personaggi di cui ho parlato, a quel punto devi fare una pianificazione, gli devi spiegare che cosa stai andando a fare, gli devi garantire di seguirlo per dargli un certo tipo di percorso, suggerire determinate cose, per cui non puoi semplicemente dire ok, lo prendo, lo metto e aspetto che uno entri in galleria e lo compri, se no sei un negozio, non sei un galleria. Certo. Puoi fare anche il negozio d'arte, ma non è la stessa cosa, ok? Per cui dovete entrare in empatia. Gallerie che hanno 50 artisti, e attenzione, anche quello è un problema, perché non hanno una linea e poi comunque vanno un po' a vediamo che cosa vendiamo oggi. Invece no, il gallerista deve comunque avere una sua linea e affiancare l'artista. Per cui diffidate da chi dice ok, prendo il quadro, lo metto lì e vediamo cosa succede. No, dovete comunque pianificare insieme un percorso. Esatto, questa è la cosa più importante, aggiungerei. Senti, questa settimana che c'hai di bello in galleria, appunto? Parlavi di queste 2 opere. Sì, queste 2 opere di Mitorai, una poi bellissima, una testa di Madonna non la cantante ovviamente, comunque chiamata così, con una patina blu bellissima, ed è un pezzo unico, per cui sai che nel mondo della scultura del bronzo fino a 9 sono pezzi unici, dopo diventano multipli, e più appunto 4 prove d'artista. Per cui questo pezzo è un pezzo unico che mi piace tantissimo, infatti l'ho superpostato oggi. E poi vabbè, un altro invece che è un multiplo però di 45, anche quello molto bello, molto particolare. E io, adorando molto Mitorai, quando mi arrivano questi pezzi immediatamente scrivo e cerco di riprendere le fila di un percorso che purtroppo si è interrotto nel 2014, quando è venuto a mancare Igor Mitorai, che ho avuto la fortuna anche di conoscere, perché il suo modo di interpretare la grecità, per cui l'ellenicità, e per cui questi suoi, come si dice, questi suoi bussi o questi suoi stralci di umanità, di Angelo Caduto e quant'altro, è sempre una poetica che mi piace tantissimo raccontare, perché mi ci ritrovo molto
e perché se fosse vivo adesso avrebbero ancora più senso i suoi pensieri, e cioè noi ci stiamo perdendo dei pezzi che probabilmente, se non facciamo attenzione, difficilmente recupereremo. Ecco, questo mi sembra un caveat non da poco. Andiamo verso la fine di marzo, il tempo finalmente migliora. Cosa ci suggerisci di andare a vedere in questo periodo? Allora, io ho una mia rubrica su Bella, che è non è un settimanale, è un periodico dedicato alle donne, dove mi è stato chiesto di scrivere sempre un testo su un artista donna e poi suggerire determinate mostre. Allora, le mostre sono normalmente ci sono quelle estemporanee che durano una settimana o 10 giorni, o altrimenti quelle che sono più importanti e per cui hai la possibilità di avere qualche mese per andarlo a vedere. Allora, più che adesso voglio proprio istigare l'ascoltatore. Allora, Milano è sempre una focina interessante di mostre che poi rimangono in maniera abbastanza permanente. Io vi consiglio di andare a vedere che cosa c'è a Ferrara, perché Ferrara, tra l'altro, mi colgo l'occasione per fare in bocca al lupo a Sgarbi, che è ferrarese, perché sta vivendo un momento molto duro, per cui colgo l'occasione anche per fargli in bocca al lupo per tutto. Per cui Ferrara, andate a vedere che cosa c'è a Ferrara, Pisa, perché anche il Palazzo Blu di Pisa spesso e volentieri regala delle belle emozioni a livello artistico, e in questo periodo anche a Roma. Lo dico, c'è ancora il futurismo, che anche tanto per cambiare, quando si parla di futurismo si parla adesso, riusciamo un po' a sdoganarlo, altrimenti è sempre stato erroneamente associato al ventennio, e per cui tutto quello che è legato al ventennio è sempre stato messo in cantina. Adesso fortunatamente se ne può parlare un po' di più. A me fa sorridere perché il ventennio italiano, se parliamo di architettura, parliamo di artisti e di correnti artistiche, il futurismo forse è l'ultima vera avanguardia che abbiamo avuto. Meno male che adesso possiamo parlarne senza essere tacciati di essere fascisti, perché questa è una roba che detesto, capito? L'arte deve essere di sinistra, tutto quello che è vicino, che può sembrare vicino a una cosa che non sia di sinistra, per cui non di destra, è sempre stato tacciato come il nero, per cui ecco, allora posso citarne uno per tutti, De Pero, Fortunato De Pero. Sì, De Pero, ma tra l'altro non vorrei sbagliarmi, ma è l'inventore della bottiglietta del Campari. Qui mi sì, stavo pensando. Sì, per cui, ma tra l'altro sono periodi in cui gli artisti, come si dice, mischiavano molto anche la pubblicità. Vi faccio presente, anche se non stiamo parlando di Pero, ma parliamo di Dalì, il logo del Chupa Chups, il famoso Lecca Lecca, l'ha creato e inventato Salvador Dalì. Per cui sono periodi belli dove gli artisti, anche quotati e famosi, non disdegnavano di entrare in contatto con il pubblico anche attraverso cose che potrebbero apparire sminuenti per l'arte, mentre invece l'arte è tutto quello che comunica. Sicuramente. Ecco, comunque posso confermare che si tratta proprio di Fortunato De Pero, l'inventore della bottiglietta del Campari, quindi a maggior ragione è interessante ricordare questo. Mi viene difficile infilare la politica in una bottiglietta di Campari, anzi. Sì, è vero, per anni i futuristi sono stati confusi o associati al fascismo, ma noi parliamo semplicemente d'arte e vogliamo tenere il discorso ovviamente in termini artistici. Senti, ma oltre a questo, diciamo così, un artista che stai portando in scuderia e che può essere interessante? Allora, sto mettendo di nuovo mano al discorso fotografico, che a te dovrebbe essere... Io ti ho mandato le foto, ma scusa, vuoi 100 euro per tenere le foto? Sì, no, da te ne voglio 200. Va bene. Per cui sto facendo uno studio, a me piacciono le fotografie, però devo essere un pochino più preparato, per cui mi sto anche affiancando personaggi che da una vita propongono e parlano di fotografia, perché quando parlo di qualche cosa mi piace essere un pochino più informato, per cui ti dirò nella prossimo nostro incontro, per cui faccio un po' come Mille e una notte. Vi ricordate Mille e una notte? Si chiama Mille e una notte perché questo pascià
ammazzava tutte le sue compagne, no? Mentre invece Sherazad riuscì a arrivare a 1001 notte perché raccontava metà storia una notte, la finiva la notte successiva iniziandone un'altra, e per cui la curiosità fece sì che questo personaggio non uccise più lei per 1001 notte. Per cui anch'io divento Sherazad adesso, e per cui vi dico che vi racconterò qualcosa di più di quello di cui mi sto occupando la prossima puntata. Va bene, comunque noi vorremmo precisare che in questo programma non è mai stato ucciso nessuno, per cui la vostra incolumità è sempre stata tutelata, non c'è problema. Senti, allora, grazie intanto e ci ritroviamo allora venerdì prossimo. Ok, poi che parleremo di fotografia e prenderò anche quelle che mi hai mandato, sei contento? Così parliamo anche di appunto e scatti. Va bene, grazie, la cosa mi piace molto, grazie ancora. Grazie Antonino, un abbraccio a tutti. Ciao. E vedremo insomma che cosa frulla in testa dalle Musella stasera, perché la cosa si potrebbe fare molto interessante. Voi però, se coltivate l'arte e non la mettete da parte, state attenti ovviamente alle persone a cui vi affidate nel momento in cui volete esporre le vostre opere, i vostri lavori, che in fondo sono anche i vostri sogni, oltre che il vostro impegno. Per cui a maggior ragione occorre un po' di rispetto per i propri sogni e per le proprie storie. Nel frattempo si sono fatte le 19, 25 minuti e 31 secondi. Direi che possiamo aprire il telefono 0292947222 se volete interloquire, oppure 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp. Vi voglio leggere le ultime notizie dell'ANSA che francamente danno molto dolore, perché sono notizie atroci che arrivano purtroppo dal Myanmar, quella che era la Birmania. L'ANSA, sisma devastante in Myanmar, 144 morti accertati, 732 feriti, ma si temono migliaia di vittime. La prima scossa di magnitudo 7.7, la seconda di 6,4 pochi minuti dopo. Crolli agli edifici anche a Bangkok, tra cui un grattacielo di 30 piani. Una ventina di bambini è rimasta intrappolata tra le macerie di una scuola. Il terremoto in Birmania è stato 300 volte più forte di quello di Amatrice, e pensate, addirittura quello di Messina del 1908 fece 7.1, questo 7.7 ancora più potente. Le testimonianze, una devastazione enorme, le voci italiane dai luoghi del sisma, tra poco le vedremo. Il Papa continua la terapia, per Francesco situazione stazionaria, lievi miglioramenti nella parola, pronto il calendario per Pasqua, sulla presenza del Papa si valuterà. Diamo un'occhiata anche alla BBC, anche qui la BBC che naturalmente sta facendo un aggiornamento in diretta su quello che accade. Stiamo scavando a mani nude per tirare fuori la gente dalle macerie. Si va in cerca di sopravvissuti nel momento in cui si apprende che il terremoto della Birmania, del Myanmar, ne ha uccisi a dozzine. Poi, per andare diciamo così un po' più in basso, abbiamo anche la diretta dei Vance, di J.D. Vance e della sua signora, che stanno visitando la base militare che gli americani hanno in Groenlandia, nel momento in cui Trump si impegna a prendere l'isola. Poi ancora Trump e il primo ministro canadese Kearney hanno avuto la telefonata, si sono fatti la prima telefonata, che è dopo, una volta quando il primo ministro canadese entrava in carica, la prima telefonata era sempre fatta alla Casa Bianca, era sempre indirizzata alla Casa Bianca. Kearney è entrato in carica nemmeno 2 settimane fa e questa telefonata arriva dopo tante altre fatte da lui. Trump ha detto che i colloqui sono stati estremamente produttivi, ha detto anche che si incontrerà con Kearney dopo le elezioni canadesi del 28 aprile, quindi lui prevede che tra un mese Kearney, che vi ricordo essere un liberal, quindi centrosinistra, possa vincere le elezioni, a differenza di Pierre Poilievre,
che è il leader dei conservatori e che viene considerato una versione light di Trump. Tra l'altro Kearney ha detto che ha annunciato a Trump la risposta di controdazi in merito a quelli che lui metterà in vigore il 2 di aprile. Ecco, il Canada risponderà con altrettanti dazi, dice Kearney, per tutelare i lavoratori canadesi. Allora, qualche notizia appunto dalla BBC sul dramma che avviene nel Myanmar. C'è Tessa Wong che scrive da Bangkok: droni, cani molecolari e diciamo volontari armati di pale cercano tra le macerie in cerca ovviamente di segnali di vita. I soccorritori si sono riuniti alla base della torre che è collassata e che non era ancora pronta, il famoso grattacielo di 30 piani, mentre alcuni droni svolazzano al di sopra delle macerie. Le loro luci si accendono a intermittenza mentre controllano tutta la scena e la scannerizzano e la scansionano. Un drone si è mosso verso il centro del crollo, del sito, ma altri droni si stanno muovendo tutto attorno all'alta e alla grossa pila di rottami, di detriti. A volte ci si avvicinano oppure entrano dentro le strutture vuote e ancora in piedi che sono rimaste, diciamo così, intatte dopo il crollo. Sembra si stia verificando, insomma, quanto sia stato potente il danno subito da questo grattacielo e si stanno cercando alcuni possibili segnali di vita. È stato portato adesso anche un gruppo di cani molecolari e poi tutto attorno al sito del crollo di questo grattacielo si possono vedere delle grosse ruspe, delle macchine, delle trivelle, si vedono delle tende, tutta roba che viene illuminata alla luce di potenti fotoelettriche. A Bangkok, tra l'altro, di ora in ora diventa sempre più difficile muoversi perché buona parte dei sistemi di trasporto pubblico, incluso il popolare SkyTrain e la metropolitana, sono stati chiusi. Funzionano soltanto gli autobus, il traffico sulle strade è malamente congestionato, molte persone sono rimaste chiuse nei loro uffici e non hanno nessun mezzo per poter andare a casa. Fuori dalle stazioni ferroviarie si sono formate delle lunghe code perché la gente aspetta e spera naturalmente che i servizi ferroviari riprendano a funzionare regolarmente. Prenotare un'automobile o una motocicletta attraverso un'app tipo, per esempio, come può essere l'Enjoy qua in Italia, no? Quando vi prenotate la macchina, ecco, è quasi impossibile. I prezzi sono saliti, tra l'altro, di 4 volte più alti qualora riusciste a trovare un passaggio, per esempio, con un taxi o con qualcos'altro. A Bangkok è passata, tra l'altro, la mezzanotte, loro sono più avanti di noi. Vediamo che ora è adesso a Bangkok, ora di Bangkok, e vediamo un po' che ora è. A Bangkok è l'1:32, già sabato 29 di marzo, e in particolare ci sono, insomma, quante ore di differenza? Vediamo un attimo. Insomma, sono assai le ore di differenza. Che ora è? 19:32, 4, 5, 6 ore. 6 ore avanti, sì. Va bene, va malissimo. Quindi all'1:32 di notte, ora di Bangkok, purtroppo la situazione è che sostanzialmente è tutto fermo e ancora non c'è la possibilità non c'è la possibilità nemmeno di uscire dagli uffici, pensate. Sempre la BBC riferisce che centinaia di soccorritori che hanno in testa degli elmetti di protezione si stanno naturalmente radunando attorno a questo grattacielo di 30 piani che è crollato. L'edificio,
che doveva essere praticamente il nuovo quartier generale della Ragioneria dello Stato, di quello che per noi è la Ragioneria Generale dello Stato, si trova proprio dall'altro lato di una delle più popolari attrazioni turistiche di Bangkok, il mercato di Chatuka. L'area è stata ovviamente transennata, ma questo non ha impedito a passanti e turisti di andare a vedere naturalmente quello che sta succedendo. Un'ultima cosa, un portavoce dell'UNHCR, l'Agenzia dei rifugiati, dice che si sta cercando di comprendere l'effettiva dimensione dei danni causati dal terremoto, ma la cosa più drammatica è che circa 1.600.000 persone che sono state sostanzialmente sfollate a causa del conflitto interno che c'è nel Myanmar, vivono nella zona centrale a nord-ovest del paese e molto probabilmente gli effetti del terremoto senza dubbio esacerberanno le difficoltà che già adesso si trovano ad affrontare. Questo disastro, insieme a un conflitto armato che si è intensificato in un paese che è vulnerabile al cambiamento climatico, scrive la BBC, fa sì che i civili paghino un prezzo immane. Adesso noi ci fermiamo, pausa, e ci sentiamo Giuni Russo, Crisi metropolitana del 1981, a tra poco.
Rieccoci, le 19:38 minuti e 44 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, quindi in Myanmar, alias la Birmania, come si chiamava una volta, paese lacerato da una guerra intestina, da una guerra interna. Come vedete, purtroppo ci si è aggiunto un sisma 7,7 della scala Richter. Questa è una potenza immane, vi ripeto, è più potente addirittura del sisma del 1908 di Messina, che storicamente è stato quello più forte registrato in Italia, per quanto io ricordi, quindi 7,1, questo 7,7, seguito poi dopo pochi minuti da una seconda scossa, manco ci fosse bisogno di ribadirla, 6,4. Si sta scavando a Bangkok per cercare di salvare eventuali vite umane nei rottami e nei resti di questo grattacielo di 30 piani che è venuto giù come un fuscello, per cui questo è quello che accade. Lì è già l'1:39 del mattino, è già sabato, per cui malgrado sia piena notte c'è ancora gente chiusa negli uffici, i treni non vanno, la metropolitana nemmeno, e soprattutto c'è tanta gente che si è andata a radunare attorno ai resti di questo enorme grattacielo, proprio per vedere che cosa succederà. Allora, oltre a questo, vi diamo altre notizie. Questa è la notizia con cui apre l'ADN Cronos stasera: cancro, radioterapia a rischio in Italia, carenza di specialisti e 50% dei pazienti resta senza cure. L'allarme arriva dagli stati generali della radioterapia oncologica. Il 60% delle persone con neoplasia necessita di cure radioterapiche, ma solo il 30% vi accede. Radioterapia oncologica a rischio nel nostro paese a causa della grave carenza di specialisti e della difficoltà di accesso ai trattamenti. Si tratta di terapie tra le più avanzate nella cura dei tumori, in grado di offrire trattamenti efficaci e spesso risolutivi, ma in Italia è ancora sottoutilizzata rispetto agli standard internazionali. Sebbene il 60% delle persone con diagnosi di neoplasia necessiti infatti di cure radioterapiche durante la malattia, solo il 30% vi accede. E uno dei dati emerso oggi a Roma nel corso degli Stati Generali della Radioterapia Oncologica, promossi dall'Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica, AIRO, su iniziativa dell'onorevole Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Vi diamo anche l'aggiornamento, sempre dall'ADN Cronos, sulla salute papale. Papa Francesco sta migliorando, in particolare nell'uso della parola, è di umore buono. Oggi, venerdì 28 marzo, fanno sapere dalla sala stampa della Santa Sede, spiegando che le sue condizioni sono stazionarie e che i nuovi esami del sangue fatti mercoledì mostrano un esito nella norma. Bergoglio sta vivendo la convalescenza protetta a Santa Marta da domenica scorsa, quando è stato dimesso dal Gemelli dopo 38 giorni di ricovero. Il prossimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute è previsto per martedì prossimo. L'Angelus del Papa domenica, salvo ultimi cambiamenti all'ultimo minuto, è previsto sempre in forma scritta per la 7ª domenica di fila. Il Papa poi è stato informato del terremoto in Asia e prega per le vittime. Ha inviato un telegramma a firma del cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, nel quale ha dato voce alla profonda tristezza per la perdita di vite umane e la diffusa devastazione in Birmania. In particolare il Papa offre preghiere sentite per le anime dei defunti e assicura la sua vicinanza spirituale a quanti sono colpiti. Il Papa prega anche per il personale d'emergenza occupato nel prestare soccorso e cure ai feriti. Inoltre il Santo Padre ha diminuito l'utilizzo dell'ossigeno ad alti flussi, che resta per parte della notte, mentre di giorno riceve l'ossigenazione ordinaria tramite i naselli. Al secondo piano a Casa Santa Marta ogni mattina c'è concelebra messa nella cappellina, quindi alterna il riposo a un po' di lavoro. Non riceve visite, con lui c'è solo il personale sanitario e i suoi segretari. Chiudiamo con una notizia, diciamo, pittoresca. È riapparsa, dopo Roccaraso, è riapparsa la TikToker Rita De Crescenzo. Tutti in piazza il 5 aprile, è gratis. L'invito dell'influencer napoletana a partecipare alla manifestazione dei 5 Stelle.
Stop alle armi, il 5 aprile a Roma, io innanzi a tutto con striscione, ci saranno tutti gli sportivi più famosi d'Italia. Stop alle armi, il 5 aprile, dice lei in questo video, ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione, io innanzi a tutto con striscione e tutto quanto arreta a me. Ci saranno tutti gli sportivi più famosi d'Italia e ci sarà pure il sindaco, così la De Crescenzo, TikToker. La TikToker però non menziona i pentastellati nel suo invito sui social, piuttosto utilizza la locandina in cui al posto del simbolo dei 5 Stelle c'è quello del centro provinciale sportivo Libertas, a cui aggiunge lo slogan soldi per lo sport, non per le guerre. Chi vuole partire da Napoli aggiunge alla stazione centrale si stanno organizzando i treni e pure i pullman. Tutto gratis, non si caccia una lira. L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione a Luna. Stop alle armi, conclude De Crescenzo. A posto. Va bene, bocca mia taci, chiudiamo qua. Domani, se avete voglia, alle 9:35 trattabili il garage dell'Alfista. Se no ci ritroviamo lunedì, sempre alle 18:05 trattabili, sulle magiche onde di Radio Libertà. La canzone con cui ci salutiamo è dei Bee Gees, Nights on Broadway, 1975. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato